Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta nella pagina Facebook, ovviamente anche in streaming, basta cliccare www.gruppotv7.com e cliccate live e ci vedete anche lì. Allora, prima della pubblicità abbiamo detto che dentro parlavamo di tutti i numeri del 2022, iniziamo con la prima clip che ci dice l'attività ambulatoriale. Nel 2022 raggiunti oltre 115.000 pazienti, 54.669 nei distretti limitrofi, 55.700 nel resto della regione e oltre 5.000 da fuori regione. Mica pochi. No, è un ottimo risultato soprattutto perché è in crescita veramente esponenziale rispetto all'anno che noi prendiamo come riferimento ormai, che è il 2019, quindi il pre-pandemia, ma anche rispetto al 2021. Quindi noi abbiamo un'attività che rispetto al 2019, a seconda di cosa andiamo a valutare, se l'attività ambulatoriale, ricoveri o meno, andiamo sul 40, a volte anche 50% in più rispetto al 2019, ma è comunque in continua crescita rispetto all'anno prima, e questo è il vero valore aggiunto. Vuol dire che noi stiamo rispondendo molto bene a quello che è il territorio attorno alle sedi dello IOB, quindi sia Castelfranco che Padova, ma per il 50% circa i nostri pazienti vengono da tutta la regione, in risposta anche a quello che è il nostro ruolo di hub. Hub vuol dire punto di riferimento. Certo. E cominciamo ad attrarre in modo significativo anche da fuori regione. Poi lo vedremo meglio nelle slide vediamo nella successive. clip successiva, che la clip successiva ovviamente si dice le attività ambulatoriali, escluso il laboratorio. Con la branca di laboratorio sono stati seguiti nel 2022 76.000 pazienti con attività ambulatoriale, 40.600 dai distretti limitrofi, 30.700 dal resto della regione e 4.557 da fuori regione, anche qui dei numeri importanti. Sì, questa è l'attività ambulatoriale pulita da quelli che sono i pazienti che hanno fatto attività laboratoristica, quindi qui è solamente visite e diagnostica più importante. Vediamo i ricoveri ospedalieri, l'altra clip, qui davvero sono tutti i dati del 2022 dello IOV. I ricoveri ospedalieri sono stati nel 2022 8.272, del 65,9% per utenti provenienti dall'USL 2 e la USL 6, il 24,5% per utenti provenienti dal resto della regione Veneto, l'8,9% per utenti provenienti da fuori regione, il 0,7% addirittura per utenti provenienti da paesi esteri. Sì, questo sta a dimostrare che lo IOB, avendo quasi un 10% proveniente comunque da fuori Veneto, sta cominciando ad avere un ruolo sempre più significativo a livello nazionale. Il 25% proviene dal resto della regione, ma noi riusciamo a dare la risposta anche a quella che è un po' la nostra mission, perché a Padova l'oncologia, per esempio, l'abbiamo solo noi, e quindi dobbiamo rispondere all'esigenza della ULS 6, che sarebbe la ULS di Padova, e l'ULS 2 è l'area attorno a Castelfranco. Quindi vuol dire che comunque, anche se noi abbiamo assunto al nostro interno delle attività che prima erano dell'ULS, comunque garantiamo a quei cittadini una risposta a una serie di ovviamente prestazioni che sono peculiari e che possiamo erogare noi. Ecco, vediamo nella clip successiva il ruolo di hub dello IOV a livello nazionale. Vedete, i pazienti da fuori regione dal 2019 hanno 479, ad oggi sono il 727, praticamente l'anno scorso, quindi un 51% in più dall'inizio e un 17% in più dal 2021, davvero una crescita esponenziale, e ovviamente anche quelli con prestazioni ambulatoriali potete vedere sulla pagina destra del monitor, oppure utenti con prestazioni di laboratorio. Praticamente c'è stato un aumento rispetto al 2019 dell'11,3% e rispetto all'anno scorso, al 2021, del 6,6%. Anche qui i numeri aumentano a dismisura, direttore. Sì, come dicevo prima, stiamo veramente rispondendo bene sia sul 2019, ma lì consideriamo che Castelfranco era appena partito
per cui i numeri che a noi oggi interessano molto sono l'aumento rispetto al 2021, quindi vuol dire che la struttura sta continuando a crescere e questo ci fa ben sperare. Andiamo nella pagina successiva, perché qualcuna l'abbiamo ovviamente non messa, che praticamente è l'assistenza ospedaliera. Eccola qui, vediamo, sono con attività di ricovero, interventi chirurgici, che i ricoveri sono stati nel più 9% rispetto al 2021 e più il 21% rispetto al 2019, gli interventi più 13% rispetto al 2021, più 30% rispetto al 2019. Come mai questo aumento così esponenziale di numeri, direttore? Perché molto probabilmente è aumentata la possibilità di poterli fare per via dell'azienda ospedaliera di Castelfranco, di Schiavonia, per quale motivo? Beh, perché allora, i ricoveri intanto nella stragrande maggioranza sono chirurgici, infatti vediamo che su un totale di 8.300 circa gli interventi chirurgici sono 6.100, no? Perché ormai l'attività per esempio di chemioterapia viene fatta in ambulatorio, non si apre un ricovero, e questo aumento che c'è significativo rispetto al 2019 è dovuto fondamentalmente a Castelfranco, perché Castelfranco ha iniziato nel 2019 ma il grosso l'ha avuto nel 2020 e 2021, e là c'è la chirurgia generale, l'urologia, la senologia, l'oncoematologia, che sta diventando un punto di riferimento veramente molto molto qualificato, l'oncologia, e quindi questo aumento del numero è dovuto proprio a un'attività che sta incrementandosi a Castelfranco. Padova tiene molto bene, anche se è anche aumentato, però insomma il grosso ovviamente è là. Andiamo con gli interventi invece di chirurgia robotica, che praticamente, guardo attentamente di non sbagliare pagine perché sono molte, nel 2022 sono stati 459, praticamente più del 51% rispetto all'anno precedente, da quando praticamente è nato i grandi numeri per quanto riguarda questo tipo di intervento. Quindi davvero la robotica sta facendo passi da gigante. La robotica sta facendo passi da gigante, consideriamo che noi abbiamo avuto il robot ufficialmente all'inizio del 2021, e il primario dell'urologia, che è il primo ovviamente specialità che usa la robotica, il dottor Porreca, è arrivato nel 2020, e il chirurgo, che è il dottor Pilati, ha iniziato anche lui nel 2021, quindi il fatto che il 2022 siano già 460 vuol dire insomma che è una struttura, quella chirurgica, che fa molti interventi, ma soprattutto riesce a usare l'interventistica più avanzata. Assolutamente. Andiamo nella clip successiva, dove vediamo l'attività di ricovero e gli interventi chirurgici nell'ospedale di Castelfranco Veneto. Ci sono stati il più 21% di ricoveri rispetto al 2021, addirittura più 72% rispetto al 2019, proprio per il motivo che abbiamo accennato finora, e gli interventi più il 24% rispetto al 2021 e addirittura più il 75%, ancora per i motivi che ha appena citato il direttore, più 75% rispetto al 2019, quindi sempre più numeri importanti anche per quanto riguarda l'azienda di Castelfranco. È diventata Castelfranco il centro dello IOV, secondo? No, beh, sono due centri che ovviamente... Perché i padovani sono arrabbiati per questo? I padovani non dovrebbero essere arrabbiati, perché i padovani, se vogliono, possono avere comunque lo IOV, però hanno l'azienda ospedaliera, hanno tante altre chance. I più arrabbiati sono i cittadini di Castelfranco, cui insomma, dicono che lo IOV ha rubato una serie di attività, insomma questo è sui giornali, quindi io credo che insomma lo IOV sta facendo il suo, ovviamente è chiamato a dare una risposta in ambito oncologico, e sta cercando di dare una risposta molto puntuale a tutta la popolazione, ma abbiamo visto i numeri di prima, il 50% della popolazione che noi assistiamo è quella dei limitrofa, e io credo che sia una bella soddisfazione, anche se parlando di oncologia non si deve mai parlare di soddisfazione, però un paziente che ha un problema, che esce, sa che ha lo IOV, insomma dovrebbe avere almeno così il convincimento di avere un livello veramente molto molto elevato di prestazioni. Sarebbe più bello così, è utopistico la mia domanda, avere tutto nello stesso luogo, sia Schiavonia, Castelfranco, il centro della ricerca e tutto quello che ha detto prima lei, sarebbe molto bello. Questo sarebbe il sogno.
Ci vorrebbe una città intera per Il poterlo sogno. fare. Andiamo nell'altra clip dove è l'assistenza ospedaliera. E questa qui dunque assistenza ambulatoriale, io credo che ne abbiamo Sì, saltata insomma una. sono 75.000 quella... pazienti che sono stati Sì, visti in vabbè, ambulatorio sì. e poi questi sono dettagli, insomma sono più di 460.000 le prestazioni erogate, escluso il laboratorio, quindi vuol dire solo prestazioni di visite e diagnostica. Andiamo a quella successiva che sono le assistenze ambulatoriali, praticamente i pazienti trattati, 8.133, di cui 6.346 trattati con il CT orale o in infusiva e 2.900 trattati con la radioterapia, quindi un numero consistente anche per quanto riguarda questi numeri, il 2% in più rispetto al 21, il 24% in più rispetto al 2019 e il 9% per la radioterapia rispetto al 2021 e il 16% rispetto al 2019. Magari questi numeri fossero in diminuzione, ma qui sono sempre in aumento purtroppo, perché vuol dire che ci sono gli ammalati, per questo motivo dico questo. Allora, è un nucleo di pazienti all'interno del numero grande che abbiamo visto prima dei pazienti ambulatoriali, no? Questi sono pazienti che fisicamente fanno un trattamento, addirittura prima venivano aperti dei ricoveri, quindi questi sono CT, vuol dire chemioterapia, quindi abbiamo pazienti che fanno chemio o radio a seconda e in totale sono 8.000, quindi se pensiamo che noi abbiamo 75.000 pazienti che hanno fatto attività ambulatoriale escluso il laboratorio, di questi 8.000 più 8.200 hanno fatto o chemio o radio, quindi di fatto sono trattati proprio, non fanno solo attività ambulatoriale normale. Una domanda indiscreta, quanto costa un paziente curato con chemio, con radio? C'è un costo? Dipende, no, non possiamo fare un costo medio perché comunque dipende molto dal tipo di terapia che uno fa, quali farmaci usa. Ci sono i pazienti sperimentali, per esempio, che tra virgolette non costano perché essendo sperimentali, a parte il personale, il farmaco lo danno le ditte perché è una sperimentazione, no? Quindi non possiamo dire costano, adesso alcuni farmaci ormai sono fuori brevetto, quindi costano veramente poco e altri farmaci costano di più, ma sono le linee nella loro complessità che dovremmo andare a vedere, quindi insomma, non credo che sia un argomento in ambito oncologico, insomma questo lasciamolo forse. No, era così una curiosità giornalistica, è una curiosità giornalistica, capisco e ha perfettamente ragione che i soldi contano poco, però era un ragionamento perché poi contano molto perché nel momento in cui non ce ne sono contano molto. Il Presidente della Regione che viene, lo intervistiamo sulla sanità, ci dice il costo per paziente, il costo per letto, ci dicono tutto. Lui è bravissimo. Ci dicono, sì, bravissimo, ma ci dicono tutto puntualmente, quanto costa, quanto. Andiamo nella pagina successiva, l'assistenza ambulatoriale, credo sia questa giusto la pagina, il numero di pazienti in trattamento con chemioterapia e radioterapia, in chemioterapia infusionale più 5% rispetto al 2021, più 21 dal 2019, la chemioterapia orale più 16%, più 47% nel 2019 e la radioterapia, vedete i numeri 7% in più nel 2021 e 11% in più rispetto al 2019. Sì, questa slide è stata inserita perché vuol dimostrare come ci si sta spostando verso la chemioterapia orale, cioè avere che il 50% in più di chemioterapia orale vuol dire che il sistema di trattamento sta andando verso questo, che vuol dire per il paziente non dover venire a fare la chemioterapia ma assumere il farmaco a casa. Assolutamente. Invece in quella successiva abbiamo le prestazioni di laboratorio che sono stati quasi 60.000 hanno ricevuto prestazioni nel 2022 e 556.000 erogate nel 2022, le prestazioni di laboratorio, davvero numeri incredibili per quanto riguarda appunto le visite sotto l'aspetto di laboratorio. Andiamo in quella successiva, l'ospedale Castelfranco Veneto, l'assistenza ambulatoriale, anche qui vedete i numeri, le percentuali, ovviamente vi leggiamo tutto quello che è stato fatto all'IOV nel 2022 e praticamente sui numeri che sono quelli più importanti, che anche qui abbiamo il 4% in più nei pazienti ambulatoriali rispetto al 2021, il 48% rispetto al 2019, invece quelli trattati addirittura 191 in più rispetto al 2019. E poi
poi vediamo anche l'attività della farmacia dello IOV, perché come diceva prima il direttore, c'è una farmacia che dunque c'è una preparazione galenica di pazienti di 4.748, il 5% in più rispetto al 21, e anche la distribuzione diretta ai pazienti di farmaci di 7.066, 17 rispetto in più del 2021, con allestimenti di chemioterapici, la riorganizzazione di attività di radiofarmacia, il raggiungimento di autonomia gestionale di acquisti e logistica e la configurazione dei protocolli oncologici regionali nel sistema informatico a supporto dell'OROV. Praticamente anche ovviamente l'attività della farmacia dello IOV è sempre in evoluzione. La farmacia è una delle strutture che rimane il cuore pulsante soprattutto di un istituto oncologico, perché tutti i farmaci insomma ovviamente passano da là. Noi qui abbiamo molti farmaci che vengono preparati per noi, vengono preparati anche per l'azienda ospedaliera di Padova, tutte le preparazioni antiblastiche. Un punto nuovo è quello della radiofarmacia. Noi avevamo un ciclotrone che è stato fermato e abbiamo adesso una sezione gestita proprio dalla farmacia, dove vengono preparati alcuni radiofarmaci mentre altri arrivano già pronti dall'esterno, dalle ditte, per permettere il trattamento con il radiofarmaco o gli esami con il radiofarmaco, dipende a seconda. Certo. Mi soffermo un attimo sulla pandemia, perché lei è stata una che si è data molto da fare all'inizio purtroppo di questa pandemia, è stata una in prima linea, proprio in prima linea, e in questa pagina, se me la spiega lei, perché all'interno dello IOV il controllo della pandemia, oltre 51.000 tamponi effettuati nel corso 2022, avete trovato 750 casi, 44 per le attese positive riscontrati. Poi c'è stato l'avvio della campagna della quarta dose, della quinta dose l'11 ottobre, avete avuto 1.710 vaccinazioni. Praticamente questo per quanto riguarda la pandemia all'interno dello IOV erano ovviamente pazienti che hanno in cura per altre patologie, giusto? Allora, sono pazienti e dipendenti, perché 744 ovviamente la stragrande maggioranza sono dipendenti che sono stati sottoposti ai tamponi di sorveglianza come prevedeva la norma e venivano ogni tanto trovati positivi, per un totale di 744 casi. Noi abbiamo fatto una campagna vaccinale non solo per i dipendenti ma anche per i pazienti. Teniamo presente che i pazienti oncologici possono fare, o insomma è suggerito che facciano la vaccinazione in alcune finestre della loro terapia, quindi venivano valutati dagli oncologi e poi chiamati e inseriti nelle varie sedute, proprio per evitare che chi voleva essere vaccinato evitasse di sovrapporre vaccinazione e terapia. E ne abbiamo fatto i numeri che avete visto. Questo ha permesso sia di facilitare i pazienti fragili come i pazienti oncologici nei percorsi di accesso alla vaccinazione, sia di garantire a loro ovviamente una valutazione peculiare, perché sono, ripeto, pazienti che erano in trattamento o lo avevano appena finito o dovevano iniziarlo, quindi non stiamo parlando di pazienti in generale. E dopo ovviamente tutti i dipendenti, anche perché noi ancora oggi insomma, abbiamo ovviamente le mascherine dentro l'ospedale, perché teniamo presente che insomma, sono pazienti tutti fragili quelli che arrivano allo IOV, e quindi stiamo veramente molto molto attenti e abbiamo potuto partecipare anche noi per la nostra parte a supportare quella che era l'attività delle ULSS. Siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra chiacchiera. Adesso 2 o 3 domandine così. La prima era: qual è stata la sua soddisfazione più grande fino ad oggi durante la sua esperienza in questi 2 anni allo IOV? Ma forse proprio in questo periodo in cui stiamo riscrivendo l'atto aziendale, perché l'atto aziendale è il pensiero di una direzione che si traduce in programmazione e viene fatto insieme a tutta l'unità, a tutto l'insieme della struttura, insomma, di fatto col collegio di direzione. Quindi forse il fatto di lasciare un qualche cosa che poi rimane, perché poi il resto, sì, c'è fuori il bando della radioterapia, stiamo molto costruendo, cercando di, come dire, curare molto il rapporto con l'utenza, l'accoglienza, no? Noi in questi giorni avremo una fondazione, per esempio, che ci regala dei pannelli dipinti per abbellire
l'ambulatorio per i bambini e la sala d'attesa per i bambini che fanno radioterapia. Allora nel mio cuore queste sono le cose più importanti, lasciare un qualche cosa che dia l'idea di un istituto che si evolve, lavorare con le persone, con le equip cliniche per fare questo, ma poi anche lasciare un qualche cosa, dare un input che sia proprio di accoglienza. E nel suo percorso scientifico la maggiore difficoltà, la cosa che l'ha fatta arrabbiare di più? Quello che mi fa arrabbiare non mi ha fatto, mi fa arrabbiare ogni giorno di più e ogni giorno succede, è quando vedo la superficialità nelle cose. Io purtroppo ho un difetto di natura che è cercare di essere perfetti. Perfetti non saremo mai, però l'attenzione alle cose che si fanno, a quello che si scrive, a come viene presentato, è molto importante, perché un sistema, se tutti fanno la loro piccola parte e la fanno al massimo del bene nel senso della perfezione, chiamiamola così, il sistema va avanti molto più veloce e tutti capiscono le stesse cose in modo molto più rapido. Quando questo vedi che un po' arranca, ovviamente in una struttura dove devi correre, insomma non è facile, ecco. E quindi io penso sempre che bisogna puntare all'eccellenza, e l'eccellenza non è solo di qualcun altro, ma di ognuno di noi, e ognuno di noi nel suo piccolo deve puntare a fare bene, a fare in modo perfetto per puntare all'eccellenza, dal portiere che quando riceve la mattina il signore che arriva e si arrabbia perché non c'è il parcheggio, perché lo IOV è un problema quotidiano, fino al direttore generale. A che ora si alza al mattino lei? Alle 6:30. Si alza, fa le proprie cose e poi va direttamente allo IOV? Sì, io di solito verso le 7:20 sono già là. Arriva subito, arriva per prima, si può dire, no? E la prima cosa che fa quando arriva in ufficio cosa fa? Accendo quel maledetto computer, apro in modo che le piante che mi piace avere in studio prendano luce, e poi c'è un collaboratore. Con la sua assistente? C'è un collaboratore che arriva molto presto, arriva da fuori Venezia, quindi di solito prendiamo il caffè, facciamo un po' il punto di alcune criticità che ci sono e poi si comincia a rispondere alle mail, cosa che peraltro ho lasciato di solito verso le 11 di sera, perché un'altra cosa è che la mail ormai non è solo un modo freddo di avere un rapporto, è un modo ormai di comunicare, e quindi io vedo tutte le mie mail, la mia mail personale più tutte quelle della segreteria, quindi vedo tutto quello che arriva in direzione e cerco di smaltire e di rispondere, perché sono convinta che una macchina, se sa di essere manutenuta, di essere attenzionata, primo si crea un rapporto di fiducia verso il direttore generale, verso la direzione in generale, insomma anche dei miei collaboratori, perché vuol dire che tu ascolti, arriva un messaggio, tu rispondi, non rispondi dopo 3 mesi. Cerchi anche di essere molto puntuale nelle risposte, no? Noi abbiamo anche la fortuna di essere una struttura piccola, tra virgolette, no? Abbiamo solo l'ospedale, questo farlo in una grande ULSS, insomma, diventa sempre più complicato. Però il fatto di avere attenzione rispetto a chi scrive, di cercare di rispondere, screenando anche a chi rispondere, vedo che sta dando risultati anche nella modalità di rapportarsi con la struttura. Se deve prendere una decisione, la prende da sola o chiede consigli a qualche collaboratore? Ma dipende dal tipo di decisione. Io credo che una direzione è una direzione generale, ma ha 3 direttori che lavorano. Il direttore scientifico, come dicevo, ha un ruolo molto peculiare all'interno dell'IRCCS, è un ruolo, non dico paritetico a quello del direttore generale, ma una grande responsabilità su quell'ambito che è quello dello sviluppo della ricerca. Direttore sanitario e direttore amministrativo sono quelli invece che governano la gestione normale, chiamiamola così, normale dell'istituto. Non credo che un direttore generale possa prendere da solo una decisione. Deve confrontarsi con i suoi, cosa io normalmente faccio così, mi confronto con i miei collaboratori, poi è chiaro che la firma finale è la tua, quindi la responsabilità comunque è sempre la tua, anche se hai il parere dei direttori, perché loro danno il loro parere, ma chi poi alla fine dice ok sei tu. E devi arrivare alla mediazione, cioè se tu sei convinta di una cosa e vedi che gli altri non lo sono, devi trovare la mediazione, devi trovare la quadratura del cerchio, perché un'azienda può andare avanti solo così, perché ci sono responsabilità ben precise e uno se le assume, ma
le deve condividere, non può essere, cioè non è una dittatura. Si arrabbia? Molto. E quando si arrabbia cosa fa? E quando mi arrabbio poi me la incarto. Ma urla oppure riesce ad arrivare a un... No, diciamo che io sono una persona molto sanguigna, nel senso che il mio lavoro mi piace moltissimo, è una scelta professionale che ho fatto e mi piace dare molto, però devo dire che pretendo anche molto. Quindi quando magari non si riesce a capire perché una cosa non può essere fatta così o perché viene valutata in modo parziale, e allora io a volte mi accaloro, poi me ne dispiaccio più io che chi magari è oggetto di questa valutazione un po' calda, però poi vedo che nel tempo comunque credo di aver lasciato anche dei buoni ricordi in tutti i posti dove sono stata. Ma è stacca alla spina. Ma sai, io il fine settimana faccio la vecchietti sitter, come mi dico io, no? Quindi vado ad Arco tutti i fine settimana dalle mie sorelle, dai miei genitori, insomma adesso da mio papà, e chiaramente allo IOV non c'è l'urgenza continua che io ho vissuto in tutte le esperienze precedenti, soprattutto negli ultimi 6-5 anni quando sono stata in ULSS Euganea. Col Covid, ma anche senza Covid, avere la responsabilità di una ULSS con 900.000 abitanti e 8.000 dipendenti, il ritmo dello stress, delle quantità di problematiche che sono tra territorio, dipartimento di prevenzione, ospedali, 3 ULSS che si sono unite, che prima erano 3 ULSS separate, non è neanche lontanamente paragonabile allo stress che ti può dare una struttura che invece è una struttura che lavora quasi per il 95% sul programmato, no? Infatti ogni tanto dico ai miei, se andaste a lavorare 6-7 mesi in ULSS forse tante cose verrebbero meglio comprese, no? Perché c'è un'attività molto complessa, ma sicuramente non c'è lo stress che c'è in una ULSS. Staccare, sì, uno stacca, però sai, il tuo lavoro, per me il lavoro in questo momento è la mia cosa principale. Dall'ULSS è arrivato lo IOV, non prende più l'exotana notte per dormire. Non lo prendevo neanche prima, diciamo, veramente, no, quindi... non lo prendevo neanche prima, adesso non ce ne sarebbe proprio motivo, dai, oggettivamente. È un po' più tranquillo. Senta, le chiedo 2 sogni, uno in generale, il sogno nel cassetto che lei ha, e invece un sogno nel cassetto scientifico che lei ha. Me li può dire tutti e 2? Beh, allora il sogno scientifico sarebbe bello poter dire, bene, abbiamo trovato il modo dove se uno anche dovesse avere il tumore siamo sicuri che lo guariamo, e il top è signori, abbiamo trovato il modo perché il tumore comunque non insorga. Parliamo ovviamente dell'ambito oncologico, no? E questo penso che ci si arriverà, e non sarà domani mattina, però la ricerca sta facendo grossi passi. È ovvio che per la ricerca c'è bisogno anche di una grossa collaborazione da parte di tutti per un sostegno anche economico. Infatti lo IOV fa delle campagne proprio per il 5 per 1000, per invogliare la donazione, perché quelli sono soldi che noi possiamo, noi come altri, investire nell'acquisire strumentazioni, nell'acquisire professionisti, borse di studio, che è quello che permette poi alla ricerca di andare avanti, no? Quindi il primo ragionamento è questo, cioè cercare di fare in modo che di tumore non ci si ammali o in questo momento meglio ancora si possa guarire. Il sogno personale nel cassetto, quello è un sogno e deve rimanere nel cassetto. Però i sogni poi si realizzano. Ma si realizzano se rimangono segreti. No, non è proprio così, non me lo vuole dire. Beh, il giornalista invece è curioso, quindi vabbè. E detto questo, sente in chiusura proprio l'ultimissima domanda. Lei avrebbe mai pensato di di fare la carriera che sta facendo mentre studiava medicina? Ma come dicevo all'inizio, io volevo fare un lavoro di direzione, quindi pensavo di fare il direttore dell'ospedale. Mi piaceva gestire, cioè io non sono portata a fare il clinico, cioè il clinico nel reparto, l'urgenza, l'emergenza, non è il mio mondo. Mentre gestire attività, sviluppare un ospedale,
fare in modo che i dipendenti e i professionisti, perlomeno l'obiettivo che mi pongo è quello, si trovino bene dove sono, perché poi in realtà noi, quella è casa, perché siamo la maggior parte dell'orario, siamo sul posto di lavoro alla fine rispetto a casa. Quello è sempre stato il mio obiettivo. Non pensavo di arrivare a fare il direttore sanitario, tantomeno il direttore generale, insomma. E detto questo, da grande cosa vorrà fare? Da grande? Ma io penso di andare, quando è il momento, in pensione e di fare il volontariato a Trento. Grazie Patrizia Bernini di essere stata mia ospite, è stato molto bello. Grazie a voi dell'opportunità di far conoscere questa bellissima struttura che è lo IOB. Grazie, io vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.